Beh, un'eccellenza numero uno, visto e considerato che oggi c'è l'occhio bionico, una settimana fa il robot di chirurgia a Treviso, un po' prima il robot di chirurgia prostatica e quindi in urologia a Mestre, il CyberKnife e quindi un altro robot per il cervello a Vicenza e così via, ne potrei citare all'infinito. Quei 70 milioni di euro che ho voluto investire per le attrezzature e le altre tecnologie oggi ci danno ragione. L'ospedalizzazione media del Veneto è di 7 giorni contro i 30 giorni di qualche altra regione. Ma guardi, io ho i veneti a mio fianco, quindi pancia a terra e vado avanti verso la mia direzione. Poi in democrazia ognuno fa quello che vuole della sua vita politica. Penso che i veneti hanno ben chiaro dove sta la qualità, dove sta anche l'impegno che in tutti questi anni abbiamo profuso e abbiamo dimostrato. La verità è che i sondaggi ci dicono che i veneti sono con noi, sono con il loro presidente che ha sempre dimostrato di difendere il Veneto a tutti i livelli, a iniziare dagli ospedali della sanità, siamo i numeri uno d'Italia, per passare alla miriade di iniziative, una per tutti, 235 comuni alluvionati, 925 opere realizzate per l'alluvione, 360 milioni di euro in 9 mesi tutto questo. Considera, io domani sono da Mattarella, forse è bene ricordare che il Presidente della Repubblica ha convocato i governatori, quindi io sarò dal Presidente della Repubblica per parlare, io spero, di partite che riguardano il Veneto, l'autonomia, che non è assolutamente una partita irrilevante. Fra l'altro voglio ricordare che ho mandato dal Consiglio regionale di 2 referendum, uno per l'autonomia e uno per l'indipendenza. Piaccia o non piaccia, ma sono 2 referendum votati democraticamente dal Consiglio regionale.